Determinati, pronti a tutto, anche ad usare le armi. Sono tre gli albanesi arrestati dalla squadra mobile di Pordenone, accusati di aver messo a segno ben 66 colpi. Due le basi logistiche tutte nella Marca, una a Treviso in città, la seconda a Conegliano. Le indagini erano partite dopo il periodo natalizio, quando si era verificata un'escalation di furti in ville ed abitazioni. A fine febbraio, la prima tranche di questa operazione con le manette agli albanesi. Allora, loro erano stati già, ripeto, arrestati il 21 febbraio nella prima tranche, questa adesso erano ancora detenuti e la seconda tranche abbiamo quindi eseguito questo secondo, tra virgolette, arresto, questa seconda ordinanza di custodia per altri 33 fatti reato nuovi accertati. Insomma, indagini che sono continuate ed hanno portato agli investigatori ad accertare altri 33 colpi. Di questi nel Trevigiano sono stati messi a segno nel Coneglianese, Mareno di Piave, Susegana, Vittorio Veneto, Gaiarina e Codognè. Accertati circa 2 milioni di euro di illeciti introiti tra denaro in contante, gioielli, orologi, ma anche lingotti in oro. Dalle ville la banda prelevava le cassaforti che portava poi nelle basi logistiche trevigiane per scardinarle. Molti preziosi sono stati recuperati dalla polizia. Stiamo procedendo alla restituzione ai legittimi proprietari, benché avessimo individuato anche un canale diciamo, di trasferimento dei gioielli e dei preziosi dal nord-est verso l'Albania. Ma i tre malviventi avevano a disposizione anche delle armi rubate in alcune abitazioni, alcune sono state trovate una pistola e tre fucili. Mancano all'appello ancora due pistole e non escludiamo che potremmo recuperare anche ancora gioielli refurtiva che non sono stati trasferiti all'estero. Una banda pericolosa e pronta a tutto. Come ha sottolineato lo stesso giudice nell'odierna ordinanza, si parla appunto di compulsività criminale, di pericolosità data dalla determinazione di questi soggetti, non solo nella commissione dei furti, ma anche laddove fossero incappati nei proprietari o anche nelle forze dell'ordine.